Stamattina Padova si è svegliata sotto la neve. Pochi disagi, viste le temperature non bassissime e le strade relativamente pulite. Il maltempo è previsto per tutta la giornata, ma non durerà più di 24 ore secondo il servizio meteo dell'ARPAV di Teolo. La neve o pioggia mista neve a tratti è prevista fino a domani mattina. Domani a tratti ci sarà anche qualche schiarita, soprattutto verso il pomeriggio. Che ricorda anche come una nevicata in questo periodo dell'anno sia abbastanza nella norma. Si sono verificate più volte nevicate, anche ad aprile in realtà, quindi non è assolutamente una cosa rarissima. Quasi deserto il centro città, ma non tutti aspettano la primavera. Primavera benissimo, fra un mesetto. No, il freddo mi dà fastidio, alla mia età il freddo mi dà fastidio. E soprattutto quando c'è vento che ti porta via quel po' di calore che hai addosso. È l'unica cosa che non vado fuori in macchina, perché si scivola e poi bisogna anche stare attenti come si cammina per le strade e anche qui sotto. Perché non si può neanche camminare.